Si sta infiammando giorno dopo giorno la disputa sulla scelta tra un SpA, un'azienda speciale consortile. Un insieme di sindaci propongono una SpA e un nutrito gruppo di sindaci con relativi consigli comunali che ufficialmente si sono dichiarati per la speciale consortile. I primi giustificano la loro scelta perché pensano che una SpA sia un soggetto più snello, altri lo definiscono più duttile, altri non lo giustificano affatto. Se ne discuterà il prossimo 23 settembre nel corso dell'assemblea. Sul tema abbiamo sentito il sindaco di Bivona, Milko Cinà. Oggi c'è un fatto storico, l'anno scorso i sindaci hanno deliberato in maniera unitaria per la gestione pubblica delle risorse idriche. La scelta che si farà, penso entro il mese di settembre, è quella di una società, però ci sono in ballo la scelta societaria, se sarà la SpA o sarà la consortile. Probabilmente ci saranno degli incontri con degli esperti, anche forse dell'ARERA, che spiegheranno meglio quali sono i tipi di società. Poi ci sono dei comuni come il mio che aspirano ad avere riconosciuto l'articolo 147 della legge 152 del collegato ambientale, che dà ai comuni la possibilità di gestire le proprie risorse in maniera autonoma, però avendo dei requisiti particolari, che sono quello di avere le sorgenti in area protetta, di avere l'acqua pregiata, cioè non trattata, e un'efficienza del servizio. La cosa importante è andare a individuare prima possibile la scelta societaria. Questa è una decisione talmente importante che io ritengo che debba essere presa ad unanimità. Non ci può essere una maggioranza che deve vincere rispetto a una posizione rispetto all'altra, perché è una questione troppo importante che bisogna assumere in maniera unitaria. Quindi è giusto che si approfondisca, si capisca qual è la società migliore per i cittadini e poi si scelga consapevolmente. Voglio sottolineare, perché è un aspetto importante, i comuni della montagna, perché molto spesso su questo ci sono polemiche, i comuni della montagna, ancora prima della legge Galli, quando i comuni gestivano le proprie risorse, partono da Bivona e Santo Stefano Quisquina, dove allora non c'era l'obbligo diciamo, c'era la gestione comunale della risorsa idrica, e partono da quei comuni 300-400 litri secondo di acqua verso, diciamo, le popolazioni e i comuni dove acqua ce n'è di meno. Quindi c'è stata sempre una grande solidarietà da parte di chi ha la risorsa idrica nei confronti di chi ne ha di meno. Una battaglia che si deve fare, e questa la dobbiamo fare in maniera unitaria, è la battaglia sul costo dell'acqua di Sicilia Acque. Questo è un tema fondamentale che va discusso, ne abbiamo parlato anche in sede di consiglio direttivo, chiederemo appuntamento su questo al Presidente della Regione, perché bisogna andare a rivedere, già a monte l'acqua costa cara. bisogna andare a rivedere tutto questo.